Dovremmo aprire il tavolo giovedì nella trattativa e sperare che si arrivi subito al risultato, perché noi veneti siamo stanchi. Non c'è tempo da perdere, la trattativa deve iniziare. 2 giorni all'incontro chiave nella capitale per l'avvio della macchina, ma il governatore Luca Zaia chiede garanzie e lo fa vergando una lettera diretta al premier Paolo Gentiloni e al sottosegretario Gianclaudio Bressa. Una lettera corredata dal testo del progetto di legge che si pone, scrive Zaia, come la base e l'oggetto del programma di negoziati che la Regione Veneto chiede di poter avviare sin da subito con il governo. Facciamo la proposta, abbiamo i tecnici che sono dei validi docenti universitari e non solo, il governo metterà i propri tecnici, io spero si arrivi presto alla definizione. Eppure, nonostante l'ottimismo su Gentiloni, gli ostacoli non mancano. La conferma arriva da Milano, dove nel giorno in cui si è insediato ufficialmente il tavolo per l'autonomia con Lombardia ed Emilia-Romagna, proprio le parole di Bressa sulla Lombardia fanno capire come l'incontro con il Veneto potrebbe portare a scintille. È assolutamente impossibile, dice lapidario Bressa, che la Lombardia possa ottenere tutte le 23 materie trasferibili. È impossibile dal punto di vista costituzionale, così come è impossibile la richiesta del Veneto di trattenere i 9 decimi delle tasse. Il muro, insomma, è già costruito, ma non spaventa Zaia. Il vero tema è un altro, il vero tema è che la Costituzione è chiara e ci dice che dobbiamo arrivare alla fine alla firma di un'intesa, cioè di un accordo. È ovvio che noi chiediamo le 23 competenze e i 9 decimi delle tasse, ma lo chiediamo coscienti del fatto di essere l'unica regione che è incuneata tra 2 regioni a statuto speciale, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Siamo guarda caso gli unici che hanno i comuni secessionisti.